In accordo col Presidente Zaia abbiamo deciso che sia raggiunto ormai il tempo che la Regione non si debba più occupare di previdenza sociale, la Regione non è l'INPS. Quindi abbiamo predisposto una proposta di legge che prevede la completa abolizione di qualsiasi forma di pensione, di vitalizio, di tutela da un punto di vista previdenziale che in precedenza la Regione si occupava a favore dei consiglieri. Il progetto di legge della maggioranza cancella ogni forma di assegno di fine mandato ai consiglieri e modifica profondamente il sistema di accantonamento dei contributi per la pensione. L'operazione porterà alle casse della Regione un risparmio di 7,65 milioni di euro nei 5 anni della prossima legislatura. La riforma infatti non entrerà in vigore immediatamente, risparmiando dalla scure i consiglieri attualmente in carica. Ogni consigliere con soldi propri andrà a crearsi un fondo che garantirà allo stesso, quando avrà raggiunto un'età, una pensione finanziata con le proprie risorse. Per quanto riguarda i privilegi acquisiti dagli ex consiglieri, di gran lunga il capitolo più costoso della previdenza a carico della Regione, si attende invece di vedere se il provvedimento votato in questi giorni dal Parlamento passerà al vaglio della Corte Costituzionale e solo in caso positivo si agirà. Stiamo attendendo che si concluda l'iter legislativo statale per capire quali saranno le ricadute poi a livello regionale. Sarebbe inutile andare oggi ad intervenire a livello regionale senza capire cosa succede a livelli superiori.